Il campionato dei record è già stato ribattezzato così, il torneo che sui campi del Green Garden di Mestre ha assegnato i titoli di campioni regionali veneti 2024. Record nella durata, 24 i giorni serviti per chiudere un tabellone funestato dalla pioggia. Record nel numero di titoli vinti in carriera dal neocampione regionale Marco Speronello, tennista della società Tennis Bassano, al suo 115° successo in un torneo Open, conquistato sconfiggendo in finale Pietro Romeo Scomparin dell'Eurosporting Treviso con il punteggio di 6-2-6-3. E da record è stata anche la finale femminile che ha visto sfidarsi sulla terra rossa del loro club le sorelle gemelle Elena e Francesca Covi, con la prima risultata vincitrice del titolo con un facile 6-1-6-3. Sempre bello giocare contro di lei, anche se è brutto poi che una vinca e una perda, quindi vorrei il pareggio, lei pure, soprattutto oggi. È un bel titolo, comunque sono molto felice e sono felice anche di condividerlo con lei e comunque con il circolo per il quale gioco anche a squadre, quindi un bel traguardo. Quella disputata a Mestre è stata la terza edizione dei campionati assoluti veneti. Siamo molto contenti perché abbiamo più o meno realizzato i numeri dell'anno scorso, intorno ai 250 partecipanti. I migliori giocatori del Veneto erano presenti, a parte quelli che sono tesserati fuori regione e che pertanto non potevano iscriversi a questo torneo. Quindi c'è stato un buon livello di gioco. Per il secondo anno consecutivo i titoli veneti sono stati assegnati al Green Garden, un circolo che in passato ha ospitato manifestazioni internazionali di altissimo livello e che sogna, un giorno non troppo lontano, di poter bissare i fasti del passato. Il sogno resta sempre, come abbiamo fatto 11 edizioni del Venice Open, la Coppa Davis, i Futures, la Coppa dei Galea, adesso da 2 anni gli assoluti, la Venice Academy con Camporese come direttore tecnico. Insomma, il Green Garden credo sia un fiore all'occhiello per il Veneto e non solo.